Riprendiamo adesso il panel e il turno. Scusi, siamo tipo in differita, non lo so. No, si può chiudere quella finestra? Sì. Non possiamo? Beh, va bene, d'accordo. Avevamo il ritorno di audio. Ecco, sì. Il professor Caocci insegna letteratura italiana e letteratura sarda presso la Facoltà di Studi Umanistici di Cagliari. Fra il 2009 e il 2011 è stato componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giuseppe Dessì e dal 2016 è segretario della Commissione Nazionale per l'opera Omnia di Grazia Deledda, istituita presso il Ministero dei Beni e le attività culturali. Inoltre, Stefania, stai zitta. E inoltre condirettore del seminario internazionale sull'opera di Andrea Camilleri e dei quaderni camilleriani. Ha pubblicato saggi sulla letteratura italiana medievale e come anche sulla letteratura sarda fra il 5 e il Novecento. Il titolo del suo intervento oggi è Variazioni testuali strategiche, la natura letteraria dei personaggi delle novelle del periodo nuorese. E subito dopo l'intervento del professor Caocci avremo un collegamento in remoto con il professor Di Silvestro e poi le domande per i due relatori di fine panel. Grazie. Bene, allora prima di iniziare volevo compiacermi per l'andamento anche di questa seduta che è stata particolarmente attesa dal comitato scientifico dell'ISRE, da me, da Dino, da Neria, dalla Ciusa anche. Era una seduta particolarmente attesa non solo perché si vedeva plasticamente l'impegno di un dipartimento e quindi non solo di Duilio Caocci in qualità di membro del comitato scientifico creato dall'ISRE, di un intero dipartimento. Qui erano seduti gli italianisti, quasi tutti gli italianisti modernisti. La presidente è una studiosa di letteratura italiana contemporanea, ma i tre generalisti, io, Roberto Puggioni e Andrea Cannas, si sono impegnati coralmente nello studio di aspetti che conoscevamo di meno. L'obiettivo che ha onorato così bene il professor Puggioni di tornare ai testi teatrali di Grazia Deledda, di osservare Grazia Deledda drammaturga, era un obiettivo di cui avevamo bisogno. Gli abbiamo chiesto di impegnarsi in questo obiettivo proprio perché lui è uno specialista di letteratura e teatro in varie epoche. Ci siamo riusciti al tavolo sedeva la professoressa Fresu, che è una collega, è una linguista ma è una specialista anche di studi letterari ottocenteschi insieme alle altre molte specializzazioni che ha. Si è occupata anche lei di un versante poco noto di Grazia Deledda, ecco. Dunque, davvero di questo mi compiaccio, lo dico in quasi coda. Mi sono dato questa posizione anche per poter fare queste note, diciamo, e dunque ringrazio anche i colleghi che mi hanno aiutato anche nella fase organizzativa. La stesura del programma io l'ho condivisa con Andrea, con Roberto, insomma, il programma vuol dire anche gli obiettivi, questo è abbastanza chiaro. Allora, il titolo promette ciò che l'intervento non darà, è un titolo da intendere un po' alla francese. Le novelle del periodo nuorese è una novella del periodo nuorese, quella su cui porterò l'attenzione, come fanno i francesi che danno il titolo ampio e poi all'interno non trovi le panoramiche che ti aspetti. Allora, perché ho scelto, che novella ho scelto? Allora, stiamo festeggiando il 150° compleanno della nostra grande scrittrice e dunque io volevo riportarvi agli esordi assoluti, cioè alla novella con la quale Grazia Deledda esordisce. Si tratta della novella Sangue Sardo, del racconto Sangue Sardo.
E allora, si tratta di un racconto che, come ogni prima prova, l'hanno notato in tanti, risente della giovane età di una scrittrice che non ha ancora compiuto, nel luglio 1888, non ha ancora compiuto 17 anni. Risente della giovane età e anche della inesperienza della scrittrice, che appunto è esordiente assoluta. E perciò è stato considerato un maldestro, dice Anna Dolfi, pastiche degli elementi del byronismo romantico, con l'accento puntato nel genere del romanesque, sul pittoresco, sulla peculiarità tipica di un'estremizzazione locale che si sovrappone e fonde con le immagini di maniera, con le immagini alla Lorraine, alla Salvatorosa, alla Piranesi. Questo è il giudizio spietato di Anna Dolfi in un suo lavoro che ancora resta importante, una sua monografia del 1979. Ma anche altri critici che si sono mossi in largo anticipo, anche mentre viveva la scrittrice, sottolineavano l'inutilità di queste prime prove per ragioni estetiche. Va detto che la stessa scrittrice si vergognava di questa prima prova e provava un certo imbarazzo, anzi forse addirittura fastidio. In Vendette d'amore, cioè 3 anni dopo, nel 1891, il 3 maggio del 1891, la protagonista Rosetta chiama in causa la protagonista del primo racconto, Sangue Sardo. E allora Rosetta è un personaggio che viene colto all'interno del racconto mentre compie una metamorfosi che interessa molto Grazia Deledda, ma anche noi, per la considerazione che abbiamo di questa primissima stagione, e si compie una metamorfosi dall'antico al moderno, cioè da una fase di vita in cui subisce passivamente le regole tramandate della sua comunità a un'altra in cui avverte di poter esercitare tutta la sua libertà. E perciò Grazia Deledda la disegna vestita a metà signorile e metà in costume. Durante il primo conflitto con il suo amato Ausonio si svelano le ragioni delle continue allusioni alle protagoniste e agli ambienti dei precedenti racconti e romanzi deleddiani, cioè all'interno del racconto si parla degli altri racconti precedenti di Grazia Deledda. Ausonio si aspetta che Rosetta si comporti con lui come stabilito dalle regole comunitarie. Come stabilito dalle regole comunitarie e come si comportano altre eroine innamorate della letteratura. E avendo subito Ausonio, a proposito di vigliaccherie femminili, Cristina, e avendo subito Ausonio un abbandono imprevedibile e imprevisto, rinfaccia a Rosetta il tradimento della promessa, dicendogli: «Non ricordi dunque che nelle tue vene scorre il sangue delle forti fanciulle sarde, le quali muoiono anziché mancare al giuramento». E ovviamente quello di Ausonio un orizzonte d'attesa programmato secondo uno stereotipo romanzesco, assecondato e accarezzato però da molta letteratura sarda. Il racconto non per caso è dedicato a Enrico Costa, autore fra i maggiori di romanzi storici e d'amore. È anche accarezzato da una parte significativa dei racconti fino ad allora compilati da Grazia Deledda. Nella risposta di Rosetta si smaschera la debolezza dei luoghi comuni consolidati e si afferma il diritto a un'identità meno ovvia. Che cosa risponde a quell'obiezione di Ausonio riguardo alla lealtà dei giuramenti, alla fedeltà ai giuramenti? Rosetta ironicamente gli risponde: «Sangue sardo!», così esclama, citando il titolo del primo racconto assoluto scritto 3 anni prima. Anche per queste ragioni Giovanna Cerina parlava di un tirocinio coram populo, cioè di un tirocinio che Deledda compie mostrando la sua officina, anche i suoi ripensamenti. E dice così, evocando
la prima prova narrativa della Deledda e satireggiando anche le retoriche folcloristiche intorno ai sardi feticisti della parola data. E infatti subito dopo, e questo è ancora più interessante per capire il giudizio che la scrittrice 3 anni dopo ha per ciò che ha fatto 3 anni prima, e subito dopo rincara la dose affermando che i tempi di Ela, cioè della protagonista del racconto dell'88, sono così lontani, seppure esistettero mai, fuorché nella mente della mia amica Grazia, che del resto non ci crede nemmeno lei. Allora, è un plotone d'esecuzione contro quel racconto. Non solo viene evocata la collega della protagonista di Vendette d'amore, cioè Ela, l'antenata, diciamo così, eroina femminile, ma viene evocata anche la scrittrice e viene messa in discussione la buona fede della scrittrice, dopo che nel racconto Sangue Sardo, come era prassi in quel tipo di racconti semigotici, feietonistici, eccetera, aveva rivendicato la veridicità di alcuni dati riportati. Dunque un personaggio chiama in causa la buona fede di un altro personaggio femminile e la buona fede della stessa scrittrice all'interno. È un giudizio spietato di Deledda di 3 anni dopo su Deledda di 3 anni prima. Sin qui appunto è il rossore che provava la scrittrice, ormai lanciata, non è ancora così nota, ma comunque aveva già presentato dei titoli alla stampa, aveva pubblicato romanzi, quindi anche opere di grande impegno, aveva ricevuto lodi anche dalla critica regionale e nazionale. Fin qui la parte negativa del giudizio di Grazia Deledda, ma più avanti nel tempo, decisamente più avanti nel tempo, nel testo consegnato a Personet per la sua raccolta di confessioni di scrittori contemporanei intitolata Primo Passo del 30, Grazia Deledda ricostruisce il contesto nel quale si forma il suo gusto di lettrice e anche si innesca la sua ambizione di diventare scrittrice. È uno sguardo retrospettivo, molto retrospettivo. Il contesto è favorevole, se si considera il successo scolastico della piccola studentessa su cui lei insiste e la disponibilità anche di un padre che si dice aveva studiato quella che si chiamava in quei tempi la retorica e dunque avendo studiato consente alla ragazza di frequentare delle lezioni di italiano, che era concepito come lezioni di lingua e letteratura per molti decenni in quella stagione, le consente di recarsi da un professore che risiedeva presso una zia della famiglia della Deledda. E durante una di queste lezioni che Grazia si sente dire per la prima volta questo si potrebbe anche pubblicare, detto per un compito da questo sventurato professore per il quale la giovane donna dice di non provare nessuna stima. E questo stesso professore, in fuga per debiti, a lasciare un baule di libri. È un topos letterario questo, anche Dessì scopre una biblioteca murata e da lì inizia a studiare, eccetera, di libri che le consentono di continuare, come dice lei, a inoltrarsi nella meravigliosa selva fiorita dell'arte poetica. La giovane lettrice dunque si istruiva in solitudine, come si è detto, leggendo disordinatamente ciò che era rimasto nella casa della zia, cioè dei libri selezionati chissà con quale intenzione da altri. E a furia di leggere si convince anche di poter scrivere. Leggevo e scrivevo di nascosto e di nascosto mandai una prima novella ad un giornale di Roma. La novella viene immediatamente pubblicata, non solo, ma la direzione me ne chiede subito un'altra, il Remigia Elder, che esce nell'agosto del 1888, cioè un mese dopo la prima prova. Me ne chiede subito un'altra, mi pareva un sogno e il mio nome stampato per la prima volta mi dava come un senso di allucinazione. Lo fissavo a lungo le lettere si ingrandivano, insomma questa è una
rivalutazione positiva a distanza di molto tempo, quando la scrittrice non ha più bisogno di accreditarsi, una rivalutazione di quella prima prova, proprio come inizio di una carriera che si è già ampiamente svolta con i massimi risultati. Dunque, se nel 91 immaginiamo di trovare una, diremmo, più sincera valutazione critica del lavoro precedente, perché la scrittrice si sta posizionando anche nel campo della scrittura letteraria, negli anni 30 certamente troviamo la scrittrice serena che può valutare quella prova per ciò che significa un inizio sia pure nel ventre molle dell'editoria dell'epoca, che era l'ultima moda del periodo. E anche questo baule che viene indicato, che è il fondamento delle letture di Grazia Deledda, è interessante perché noi sappiamo che Grazia Deledda, almeno per tutto un decennio, accumulerà riferimenti letterari tra i più eterogenei, cioè nel momento in cui vuole essere realista, si serve contemporaneamente di Bourget, cioè della letteratura psicologica, e di Zola, eccetera. E siamo in quella fase ancora indecisa anche quanto a quel baule è questa roba qua, per cui tutte le letture nella mente della giovane scrittrice si affastellano e alcune letture diventano modelli. Ma al di là degli esiti estetici, perché in fondo nel nostro lavoro ci interessa vedere anche che cosa valgono le opere letterarie in relazione alle opere successive e al contesto anche letterario in cui l'autrice opera. Al di là degli esiti estetici, il racconto ci consente di vedere alcuni fatti di grande interesse relativi sia al posizionamento di Deledda rispetto alle tendenze alle quali poteva avere accesso, sia ad alcune opzioni narrative che si stabilizzeranno in lei per un certo tempo. Noi possediamo due versioni di Sangue Sardo, quella pubblicata nell'88 a luglio sulle pagine dell'Ultima Moda e quella riportata da Antonio Scano nei suoi versi e prose giovanili del 38 per Treves. Antonio Scano custodiva infatti una seconda stesura manoscritta della novella, che potrebbe aver ricevuto, vista la relazione che c'era tra i due, in data incerta, non lo possiamo datare, dalla stessa autrice. Ce lo dice lui, manoscritto della mia biblioteca. Il secondo, appunto questo di Scano, questa seconda versione, è un testo insidioso, perché, l'ho verificato anche recentemente, Antonio Scano in più casi, anche all'interno dell'antologia stessa, non mostra il minimo garbo filologico nei confronti delle novelle e delle poesie che riporta. Egli infatti è solo in parte giustificato nella sua attitudine, nella sua postura di antologista, interviene a gamba tesa sui testi con tagli che modificano persino le frasi compiute. Ma questi sono casi più rari, altera l'ordine sintattico dei passaggi. Si comporta insomma come il peggiore dei copisti di scuola, il più pericoloso dei copisti, quello sapiente, quello autorevole, perché Scano era deputato, direttore di riviste, insomma era un punto di riferimento intellettuale e culturale rilevantissimo a cui Deledda giovane fa spesso riferimento, e anche la Deledda romana. Il più pericoloso dei copisti, perché appunto dotato di prestigio, dotato di un suo gusto linguistico, letterario, quello cioè capace di agire, come si direbbe oggi, in veste di editor. Avremmo certamente maggiori sicurezze sulla seconda stesura quando e se la troveremo, ma non c'è riuscito ancora nessuno a ritrovare il manoscritto tra le carte ereditate prima dalla figlia Carmen e poi dai discendenti. La tendenza di Scano è a togliere normalmente, a tagliare, a ridurre, mai quella di aggiungere parti, mentre il manoscritto di Grazia Deledda sembra agire in senso contrario. Deledda nella seconda stesura vuole aggiungere delle parti in zone strutturali del racconto, e per ragioni precise che cerco di dire adesso. È una riscrittura dunque finalizzata da un lato a una rifinitura linguistica e stilistica, si notano non poche ricalibrature della serie di aggettivi
che ora risultano più precisi e adeguati, altrettante l'immature dei tratti marcati in senso regionale, ma l'altra ragione verso cui opera la riscrittura di Grazia Deledda l'altra direzione è quella di una espansione di punti precisi che adesso andremo a vedere. Basta due punti vorrei vedere giusto con voi. Già nella prima versione dell'88 le due sorelle protagoniste del racconto, vi dico brevemente la trama, è facile, di Sangue Sardo. Ela si innamora di Lorenzo che va a fare visita al fratello, Lorenzo si innamora di Maria, cioè la sorella di Ela, e la sorella anche del fratello naturalmente. È il tipico triangolo amoroso domestico, si innamora di Maria, l'amore di Ela si converte in odio, Ela ucciderà poi il potenziale cognato, diciamo. Le due sorelle erano rappresentate come due creature molto diverse ad ogni livello. Guardate come veniva descritta nella prima versione Ela o Michela. Ma chi era Ela? Ela o Michela era una fanciulla sarda di 15 anni, non bella ma simpatica e gentile. Ella era uno di quei caratteri strani, fantastici, qualche volta fatali. Questa è una prolessi evidentemente, perché effettivamente Ela sarà fatale. Istruita anche troppo, un po' corrotta dai romanzi. È Ela questa che è intervenuta. Qualche volta istruita anche troppo, quindi Ela è colta, anche troppo, un po' corrotta dai romanzi, genericamente dai romanzi, non si dice quali, ma lo capiremo dal confronto. Il suo corpo era fragile, di 15 anni. Come viene descritta Maria? Lorenzo si innamorò di Maria, sorella maggiore, una ragazza pingue, dagli occhi azzurri, buona, ma che non vedeva al di là dei lavori domestici. Dunque quella è fatale, è centrifuga rispetto alle regole imposte all'educazione delle signorine dell'epoca, perché leggeva romanzi genericamente. Questa invece è tutta intenta ai lavori domestici, ma era capace di rimanere un anno leggendo, sono i gerundi nostrani, era capace di rimanere un anno leggendo un romanzo di Scott. Questa è la prima versione, poi verrà rettificata nella seconda. Quindi rimaneva un anno a leggere Scott, facendoselo pure spiegare da Ela, che le faceva pure da segretaria per le lettere che ella firmava soltanto. C'è un accanimento, diciamo così, descrittivo della Deledda nei confronti di questa sorella che le piace di meno, e quindi progressivamente la rende sempre più analfabeta, non capisce manco i romanzi storici, non sa scrivere manco lettere d'amore. Va bene. Le varianti a queste due descrizioni sono estremamente eloquenti, perché approfondiscono sia la distanza esistenziale tra le due sorelle, sia la distanza culturale, che per noi è più interessante anche nel senso delle letture, che è una distanza più profonda, tra l'altro, che separa irrimediabilmente Ela da Maria. E qua c'è una grossa espansione del testo, molte righe in più. Ela o Michela, come realmente si chiamava al tempo in cui comincia questa storia, che vi parrà una leggenda verissima invece, contava 16 o 18 anni. Apparteneva ad una famiglia benestante, dunque c'è il tratto sociologico che prima non c'era, di un grosso villaggio sardo, ed era stata nella sua infanzia a Cagliari, presso uno zio che l'aveva fatta finissimamente istruire. Non bella ma simpatica e strana, questo resta stabile, col suo viso eternamente pallido, eccetera, eccetera, il corpo fragile e infantile. Era una donna sarda nata nei tempi beati delle inimicizie feroci e delle vendette inesorabili, anche questo serve a definire il profilo della killer. Maria, anche qui c'è un'espansione, forse anche più interessante secondo me. Lorenzo aveva trovato la sua Teresa, o piuttosto la sua Cosetta. E qui abbiamo già due richiami a vicende letterarie molto note. Lorenzo amava, Lorenzo ostentava la più forte passione, eccetera, eccetera. Maria, più grande di Ela di un 5 o 6 anni,
mai uscita dal villaggio paterno, era il vero tipo della signorina campagnola. Rustica, alta, bionda, l'altra è bruna, e pingue, l'altra è fragile, esile, con gli occhi azzurri che non dicevano nulla. La narratrice non ce la fa proprio a sopportare questa che è diventata un personaggio nemico. Non vedeva al di là dei lavori domestici e non leggeva altro che i romanzi di Scott, che si faceva spiegare bene dalla sorella minore. Altra espansione rilevante: Lorenzo passava muto nella sua vita, forse vedeva tutto l'amore che ella gli professava. Ma che poteva importargli a quella bimba pallida e silenziosa che credeva ignorante, fredda e insignificante? Ben altri ideali splendevano sul fondo del suo orizzonte nebbioso, altre parvenze femminili. Bisognavano per guarirgli l'anima ammalata Terese, Carlotte o almeno Cosette, rosee e fantastiche, campeggiavano fra le tinte fosche alla Rembrandt della sua mente. È una sequenza che va disordinatamente da un punto di vista cronologico dalla Thérèse Raquin, dalla Teresa della Thérèse Raquin, che è del 1867, quindi dei decenni immediatamente precedenti alla stesura di questo racconto, alla seconda, che è Carlotta, che è la protagonista femminile dei Dolori del giovane Werther. Sapete che Carlotta, l'amore per Carlotta causerà il suicidio della cosa. Cosetta, che è figura splendida dei Miserabili, che causerà lo scadimento sociale di Marius. Allora, a Lorenzo viene attribuita questa sequenza di vicende che sono di vario grado di pericolosità, cioè augurare a Lorenzo delle Terese, a Lorenzo che si era innamorato di una ragazza tutt'altro che innovativa come Maria, augurargli di trovare Teresa significa augurargli di trovare un'adultera, omicida, doppiamente omicida, cioè, quindi augurargli la morte in sostanza. Nell'altro caso significa augurargli il suicidio, nell'altro caso almeno lo scadimento sociale, perché Lorenzo era anche benestante. Ma la questione che oppone le due sorelle è principalmente quella della formazione e della cultura. Una legge, perché nella seconda stesura si dirà che legge romanzi francesi, era un'anima ammalata perché legge come Lorenzo i romanzi francesi. L'altra legge solo romanzi storici, cioè opere di un genere letterario ovunque scaduto in Europa, è un genere letterario che proprio in quei decenni appunto veniva superato da altre tendenze letterarie considerate più innovative, ma che in Sardegna viveva una stagione di rinascita non indifferente, soprattutto con Enrico Costa, ma l'adattazione del romanzo storico in Sardegna è ben più remota, è degli anni 40 con la Leonora di Angius. Enrico Costa che proprio nell'85 aveva pubblicato Il muto di Gallura, romanzo storico sardo, oppure La bella di Cabras nel 1887, che ha tutte quelle digressioni storiche, sembrano dei saggi all'interno del racconto. Sappiamo noi quanto Costa, l'intellettuale, lo scrittore, il direttore e fondatore di periodici, fosse apprezzato come intellettuale appunto da Grazia Deledda. Anche da precise dichiarazioni, c'è una lettera di De Gubernatis che non vi leggo dell'893 in cui lei dice di essere discepola di Costa, ma tanta devozione per Costa non basta alla scrittrice esordiente per farsi seguace nel genere letterario, anche perché in sintonia con una tendenza che datava appunto alla metà dell'Ottocento, e in sintonia con altri segmenti della cultura regionale ben rappresentati all'interno per esempio della rivista Vita Sarda, alla quale collaboravano sostenitori della linea di rappresentazione, di autorappresentazione di tipo storico, dunque insistevano su questo modello autorappresentativo, e collaboravano altrettanto autorevoli collaboratori che erano orientati verso una linea di autorappresentazione di tipo antropologico.
Ora, io non voglio su questo racconto fare un accanimento critico, come fanno i medici con le terapie. È chiaro che a neanche 17 anni Grazia Deledda non ha presente che c'è un'opposizione tra questi due modi e neanche sa che lei diventerà all'interno di una linea di autorappresentazione secondo modello antropologico, diventerà la costruttrice vera del nostro immaginario anche sulla Sardegna in quest'ottica. Non lo sa ancora, quindi non ha deciso per una via o per un'altra. E però, poiché pochi altri autori erano capaci, quanto Grazia Deledda, di capire le novità degli orientamenti culturali e letterari, Grazia Deledda ha già intuito ciò che non vuole fare e lo dichiara appunto dentro il racconto, rappresentando due figure, una moderna che si rifà all'epicentro della modernità europea, cioè a quella Parigi di Zola che lei immaginava come modello spendibile anche in Sardegna in qualche modo e misura, ma certamente sa ciò che non vuole fare. Ecco perché, Dino, ne abbiamo discusso spessissimo, ecco perché lei è già convinta nei primi anni 90 di poter fare da sola una letteratura esclusivamente sarda, perché ha presente, ha fiutato anche dentro Vita Sarda, ma non c'è neanche bisogno in questa sede di dire quanto dalla metà dell'Ottocento gli studi demologici, la dialettologia, gli studi di racconti popolari, quanto si orientavano verso l'altra linea che non segue un modello di rappresentazione di tipo storico, evidentemente, no? Quindi Deledda sa già, a meno di 17 anni, almeno che cosa non vuole fare. E questo noi lo vediamo nell'88 e lo vediamo ancora più rifinito quando lei apporta le varianti su un testo vecchio, ben sapendo che tipo di coscienza doveva aver avuto in quella stagione, e dunque puntellando proprio quelle dorsali metaletterarie, diciamo così, all'interno del suo primo racconto. E così io credo di poter anche chiudere. Ringrazio il professor Caocci e ci sono varie osservazioni che vorrei fare anche perché non ho mai letto La Bella di Cabras. Allora, inizia. Trovo estremamente interessante questo riferimento al testo di Costa e secondo me ho già idee per un prossimo convegno dell'Ediano. Cioè... È bellissimo, l'inizio è un trattato storico, cioè ci dice tutte le testimonianze sulla bellezza delle donne di Cabras. E Tizio ha detto, e ti riporta la frase. Cioè non sembra di leggere un romanzo, ma sempre Costa tra storia e invenzione non fa l'operazione manzoniana di tentativo di rendere funzionale la storia, la scrittura storica a una narrazione. No, lui proprio le separa con l'accetta. Cioè c'è una parte in cui lui fa trattatistica nel Muto di Gallura, in tutta la sua opera. Storia da una parte e il racconto, certo il racconto è tributario delle notizie, ma c'è un momento in cui sono notizie e scrittura storica. Estremamente interessante questo riferimento. Comunque adesso, prima di fare domande al professor Caocci, ci colleghiamo con l'altra isola, con Catania, dove dovrebbe esserci il professor Antonio Di Silvestro, che insegna filologia della letteratura italiana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania. Ha studiato la letteratura dell'Ottocento, in particolare Verga, in prospettiva critico-testuale, e la poesia dell'Otto-Novecento, da Leopardi a Montale a Sinisgalli, secondo il metodo concordanziale, di Giuseppe Savoca. Ha curato edizioni anche digitali e commenti per le edizioni nazionali di Perini e di Pirandello ed è attualmente impegnato in quella dell'Epistolario di Verga. Il titolo dell'intervento del professor Antonio Di Silvestro è Le novelle della Deledda tra Verga e Verismo. E adesso, non so. Buongiorno, mi sentite? Sembra che stia guardando io, grazie a Deledda. No, c'è solo il problema dell'audio. L'audio? Il professore dov'è? Ah no, non è.
Ok. Mi sentite? Non si sente. Dipende da qui qualcosa dalla console oppure... Non arriva? Ah, Non arriva il segnale proprio del microfono? Buongiorno, mi sentite? non la sentiamo, professore. Parlo al Mi microfono. sentite? Ha scritto in chat? Mi sentite? Dipende da lui. No, non ho capito adesso. Si sente? Buongiorno. Io vi sento. Buongiorno. Pronto? Sì, guardi, Ah, perfetto. Ehi, ok. No. Prego, ci sente? Sì, Sì, buongiorno. Sì, bene. Mi sentite? sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Ok, si metta gli auricolari, per favore. Sì. Sì. C'è questo riverbero. Provi a parlare, professore, scusi. Mi sentite? Sì. Sì, la sentiamo. Perfetto. Perfetto. Professore, può cominciare se... Sì, 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 sì. decide. grazie. Grazie. Mi scusi, Mi scusi, posso chiudere la telefonata? Perfetto, gli auricolari vanno collegati a questo punto attraverso il telefono oppure attraverso il PC? Cioè direttamente al PC allora. Perfetto, grazie. Grazie. Grazie, grazie. A posto. Allora, buongiorno. Buongiorno. Grazie Grazie per l'invito l'invito all'ISRE all'ISRE e agli e agli organizzatori del organizzatori del convegno. convegno. L'anno prossimo qui a Catania inizieranno le celebrazioni per il centenario della morte di Verga, quindi da questo punto di vista, ecco, capisco il fervore organizzativo. L'impegno che ha comportato l'organizzazione di queste importanti giornate.
Ringrazio gli organizzatori per aver accettato la mia proposta di intervento. Si tratta di una riflessione a partire da un'analisi della prima testualità delediana. Ogni discorso sul rapporto tra l'opera delediana, segnatamente quella novellistica, e la letteratura verista naturalista non può prescindere dalla specificità specificità del sistema letterario sardo a fine Ottocento. Vanno almeno segnalati due elementi caratterizzanti: la presenza del giornale La Farfalla, fondata da un giovanissimo Angelo Sammaruga, in rapporto con letterati soprattutto milanesi, esponenti della scapolatura democratica e sostenitori del naturalismo, da Cameroni ad Arrighi, da Valera a Tronco. Un'accoglienza, per così dire, edulcorata del naturalismo, mediata da una rivista come La Stella di Sardegna, diretta da Enrico Costa, e in rapporto con un moderato, personaggio fondamentale nella cultura del verismo, quale Salvatore. Altro elemento significativo di cui parlava poco fa Guido Caucci è la presenza del romanzo storico, la cui funzione è in un certo senso di tipo pedagogico, volta appunto a far conoscere, come ha osservato Giovanni Pirodda, le radici culturali e l'attuale identità culturale dell'isola. Questa tipologia si alterna con un'altra più orientata alla contemporaneità e quindi più incline all'intento documentario della narrativa verista e naturalista. Vanno fatti alcuni nomi, in quanto ci sono alcuni indizi cronologici e titolatori, per così dire, che ci portano verso quella temperie. I bozzetti sardi di Ottone Bacaredda, che escono nello stesso anno dei Malavoglia, le novelle I bozzetti di Felice Uda, coevi alle novelle messicane, 1883. I primi, cioè i bozzetti sardi, sono definiti dall'autore un, cito, saggio di impressioni e di costumi paesani, e in essi ogni bozzetto è preceduto da un'epigrafe. La voce narrante è tuttavia quella di un narratore esterno che fornisce giudizi all'interno di un impianto tematico fondamentalmente dualistico, città versus campagna. Ecco, in questa contraddizione tra una tematica di impianto regionale e una prospettiva narrativa di tipo tradizionale si inquadrano molti fenomeni del verismo in Sardegna. La riflessione teorica e quindi il dibattito, più che sulle tecniche narrative e quindi sull'idea capuaniana del naturalismo come forma, si incentravano soprattutto sulle tematiche da mettere a testo. E alla luce di questo contesto si possono, a mio vedere, leggere anche gli incunaboli novellistici di Grazia Deledda. Sappiamo dalle documentazioni epistolari che negli anni 90 Grazia aveva già letto molti autori veristi, ma anche D'Annunzio, Fogazzaro, De Amicis, Matilde Serao, i francesi, Solà, Bourget, non senza risalire anche a Balzac. Dalle lettere a Gubernatis apprendiamo che, parallelamente alla sua appassionata, pervicace inchiesta nelle tradizioni popolari sarde, in cui tra l'altro ricorre anche per la documentazione demologica il nome di Giuseppe Pitrè, che è stato giustamente evocato, la Deledda si dedica alla composizione delle sue prime prove di scrittura breve. Colpisce tra l'altro, questo mi ha abbastanza incuriosito nelle lettere al De Gubernatis, l'oscillazione tra bozzetto e racconto. Bozzetto, per esempio, è definito natale, che ha come sottotitolo, quasi a enfatizzare ancora più la natura del genere, di Macchiette sarde. Bozzetto uscito su Natura e Arte a fine 94.
E ancora in un'altra lettera del settembre 93, Grazia scrive: non è mia colpa organica o volontaria se i tipi dei miei bozzetti e dei miei racconti non sono sempre simpatici. Quindi bozzetto e racconto. La presenza dell'aggettivo sardo accanto a bozzetto indica una volontà di ricerca di un vero che è però, verghianamente direi, frutto dell'illusione della realtà, termine che Verga utilizza nelle sue lettere a Capuano, proprio a proposito dei Malavoglia. Un racconto di intreccio come Gavina, pubblicato nel 92 e confluito nei Racconti sardi, veniva definito proprio dalla stessa Deledda De Gubernatis, cito, un racconto sardo, puramente sardo, anzi davvero accaduto. L'insistenza sul davvero accaduto da quello che nella lettera dedicatoria al Farina Verga scriveva a proposito del semplice fatto umano, sono sue parole, il quale, dice sempre Verga, avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lacrime vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. E non dimentichiamo che una novella come Nedda, la cui tipologia di narratore onnisciente e giudicante ricorda da vicino l'imprinting delle prove iniziali deleddiane, veniva presentata anch'essa come bozzetto siciliano. Se è vero, come è stato detto, che quella di verismo è stata un'etichetta liquidatoria dei critici che non hanno affrontato a fondo i problemi della testualità deleddiana, lo ha sottolineato ieri e lo condivido appieno Stefania Bustamante, questo non esclude che un attraversamento dei testi capitali del verismo da parte della Deledda ci sia stato, anche se per approdare già con i racconti sardi, che hanno, nelle stesse parole della Deledda, avevano avuto un buon riscontro fuori dall'isola, a un narrare tematicamente stratificato, a una pluralità di generi e registri che vanno dalla novella di intreccio al bozzetto idillico campestre, non senza passare per le fisiologiche informazioni feuilletonistiche presenti nella sua formazione, che ha una radice come anche quella di tipo tardoromantico scapigliano. Forse è il sapore di una rimozione, direi da blumiana angoscia dell'influenza, una lettera al Pirri del 1907, nella quale Grazia asserisce una lettura quasi forzata, tardiva di Verga. Cito. Tutti mi hanno costantemente e monotonamente lodato come autrice regionale e hanno parlato della Sardegna e dei sardi più che dei personaggi da me creati. Così hanno detto che io imavo in qualche modo il Verga, del quale conosco solo due o tre cose, tanto diverse dalle mie. Non si tratta in questa sede di acclarare tangenze tematiche o più stringenti piste intertestuali. Si inquadra perfettamente nella prospettiva narrativa il sottolineare la distanza tra una fedeltà, diremmo, etnografica e la costruzione autonoma del personaggio narrativo. Ecco, se leggiamo la prefazione al primo romanzo, Fior di Sardegna, ecco, uscito tra la prima e la seconda silloge, abbiamo una prova di questo fatto. Chiunque da una novella sarda attende le solite storie atroci di sangue, di odi feroci e di amori terribili, non legga questo povero lavoro, che nulla troverà di tutto ciò. Chi invece ama conoscere un poco i costumi, le passioni, gli usi odierni, la vita e i paesaggi del centro della Sardegna, legga con pazienza e bontà queste modeste pagine che tutto ciò descrivono con fedeltà, secondo le poche forze della giovane autrice, la quale prega infine i suoi lettori sardi di non offendersi se per caso trovano qualche fortuita rassomiglianza di nomi, non intendendo alludere a nessuno col narrare casi accaduti soltanto nella sua fantasia, e i colti lettori del continente di perdonarle gli errori
e le imperfezioni, pensando che essa, ancora inesperta nell'arte dello scrivere, sia sempre pronta a perfezionarsi col tempo. Si capisce da questo brano come nella Deledda, lo ha notato magistralmente Cirese, la distanza tra cultura osservante e cultura osservata sia minore che in Verga, nel senso che la Deledda non aveva bisogno di riscoprire il mondo popolare come alterità, in quanto lo aveva vicino a sé e dentro di sé, diremmo. In una lettera al Ferraris del 1891 emerge come il verismo fosse per lei una percezione e descrizione soggettiva del reale, lasciando da parte l'estremismo, il parossismo folclorico, e quindi operando una specie di selezione dei realia, che non entra in contraddizione con l'intento di una descrizione fedele. L'indole di questo mio libro, cito dalla lettera, mi pare sia tanto drammatica quanto sentimentale. E anche un pochino verista, se verismo può dirsi il ritrarre la vita e gli uomini come sono, o meglio come li conosco io. Per spiegarmi meglio le dirò che la scena del mio romanzo ritrae fedelmente la vita signorile sarda, vita tutta diversa da quella del continente e che può interessare. Descrivo fedelmente i nostri originali e bizzarri costumi, gli splendidi e sconosciuti paesaggi, gli odi, le passioni, i tipi. Tutto infine il meglio che mi parve poter interessare il pubblico, lasciando da parte le scene selvagge, le storie di sangue fin qui narrate dai novellieri sardi, per cui la nostra cara isola viene considerato come un focolare d'odio e di sangue. E la parola sangue, evidentemente Deledda aleggia 150enne sopra di noi e nei nostri sistemi informatici. Che problema c'è? C'è un problema di... Ristabiliamo... Per Giuseppe Dessì, che mi sembra cogliere maggiormente nel segno, quello dell'ediano è un verismo incerto, allo stato di natura, si direbbe. La scrittrice verista lo era, sempre secondo Giuseppe Dessì, nel senso etimologico del termine, cioè come colei che vive non oltre la realtà, ma solo e nella realtà, solo della realtà e nella realtà. Questo si accorda con quanto diceva Lorenz delle parole istinto, scrivendo la prefazione alla traduzione della madre. Le parole istinto sono quelle che consentono, anche se non con la maestria di Verga, di renderci partecipi del suo mondo. Ecco, soffermandosi proprio sui primi lettori di Verga, e vado verso le conclusioni, vorrei citare due giudizi. Uno appunto di Verga, consegnato a una delle poche private sedi epistolari che riguardano proprio la corrispondenza con Grazia Deledda, e l'altro di De Roberto, affidato a una recensione uscita sul Corriere della Sera che riguardano il romanzo Cenere. Verga scriveva all'inizio del 1904 che la lettura del romanzo gli aveva ricordato l'impressione fortissima, sono sue parole, sentita alla lettura di un racconto di Bertold Auerbach, La Scalza, di cui la prima versione italiana era uscita nel 1872. Se Verga riandava con la memoria al racconto idillico rusticale governato da un autore giudicante, onnisciente, De Roberto ritrovava la coesistenza del colore locale, una sorta di passepartout nella poetica verista, questo sintagma, e di una capacità di osservazione applicata a vicende e psicologie che ricordavano quelle dei romanzieri russi. Una prospettiva che egli riprende nella prefazione lo stesso De Roberto, nella prefazione alla silloge novellistica Documenti Umani, che è proprio del 1890, lo stesso anno in cui esce Nell'Azzurro, dove gli mette a confronto la scuola naturalista e quella idealista. Naturalista è chi vuol riuscire naturale, cioè chi più cerca di dare alla finzione artistica i caratteri del vero. Sono parole di De Roberto. Tuttavia, poiché, dice sempre De Roberto, non tutti gli oggetti veri sono ugualmente caratteristici, lo scrittore naturalista dà la preferenza a quelli che per avere tratti più salienti, un aspetto più singolare, gli forniscono il mezzo di conseguire meglio l'intento. Questo è il senso della sua ricerca ai gradini più bassi della scala sociale, dove
le differenze si accrescono e i tipi si disegnano più nitidi e caldi. Le stesse affermazioni fatte da Verga nella prefazione ai Malavoglia, per giustificare la sua inchiesta nei gradini più bassi della scala sociale. Ecco, e ricordiamo proprio a questo proposito quella lettera a De Gubernatis in cui la Deledda giustificava i suoi tipi non sempre simpatici a causa del condizionamento dell'ambiente sociale, ma anche spirituale. Un vero e proprio baluardo critico a difesa dell'operazione antropologico-letteraria condotta nella fase iniziale della sua produzione, dalla Deledda lo innalza Luigi Capuana. Nelle pagine dedicate alla scrittrice sarda all'interno del saggio Letteratura femminile, apparso sulla nuova antologia nel Capodanno del 1907, egli legittima quello che egli definisce il parlar sardo, ossia la scelta, per così dire, regionalista, con parole che riflettono una concezione di verismo moderata, tra l'altro elaborata in quel tempo dallo scrittore menemino. Cito: «C'è una sì convincente e profonda apparenza di verità in quel che narra e descrive, da darci l'illusione che niente si sia alterato degli aspetti della natura, delle passioni, degli atti e delle parole dei personaggi passati attraverso la sua immaginazione di artista. Ritorna quindi la verghiana illusione della realtà, frutto di una ricostruzione intellettuale operata con uno sguardo secondo. Cito: ella ha dovuto vedere quel che gli occhi degli sbadati non vedono, ha dovuto sentire quel che gli orecchi distratti non odono, ha dovuto mettersi in diretta comunicazione coi cuori semplici, coi cuori meno semplici. Come esempio di questa mediazione tra rappresentazione e percezione e l'ascolto interiore dei personaggi, Capuana mette proprio in campo il romanzo dei sordi, ossia Nostalgia. A proposito della via del male, Capuana notava la presenza in un saggio apparso sugli Ismi contemporanei, quindi anteriore a questa conferenza Letteratura femminile, notava, dicevo, l'assenza di un lavoro astratto di analisi psicologica e anzi l'aver fatto, cito, sentire, pensare, agire tutte quelle creature nel loro ambiente. Pertanto la scrittrice, cito ancora, fa benissimo a non uscire dalla sua Sardegna. Anch'ella sfugge alla inesorabile livellatrice che è la civiltà, dimostrando che è fondamentale rivolgersi agli strati più bassi della società, dove, cito sempre da Capuana, il livellamento non è ancora arrivato. Da qui il romanzo e la novella provinciale, cito, per addestrarci a dipingere dal vero, per provarci a rendere il colore, il sapore delle cose, le sensazioni precise, i sentimenti particolari, la vita di una cittaduzza, di un paesetto, di una famiglia. Da qui anche la necessità di circoscrivere il terreno, come ha fatto Verga con i suoi contadini, e fermandosi quando, per così dire, il principium individuationis ha come corrispettivo, cito sempre, un pezzettino di terra largo quanto la palma della sua mano. Chiudo con una nota finale scontata per la Deledda, inusuale per Verga, ma che potrebbe essere, ecco, una questione una domanda che potrebbe schiudere delle indagini allargate a certi testi fondanti del verismo o alcune fonti insospettate per il verismo. La presenza di una comune passione per un testo teatrale di Tolstoi, La potenza delle tenebre. Verga ne parla in una lettera a Felice Cameroni, una lettera dell'aprile 1890, e dice che è una delle più belle, alte e forti concezioni letterarie e teatrali. In Italia nessuno e nessuno dei comici avrà mai il senso, la coscienza e il coraggio di un'arte siffatta. Per la scrittrice sarda, ecco, si tratta di un'arte di alta moralità, proveniente da quello che egli definisce un grandissimo sognatore e la cui universalità si sarebbe potuta riflettere anche nell'ambito della sua Sardegna. Ecco, su questa fonte insospettata per Verga, ma che potrebbe aprire delle prospettive di lettura comune, io chiudo il mio intervento e vi ringrazio e mi scuso per gli inconvenienti tecnici. Grazie.
Grazie professor Di Silvestro, sono cose che purtroppo succedono, però c'è anche il lato positivo del fatto che da un'isola all'altra possiamo sentirla e vederla e condividere idee su due grandissimi artisti. Adesso possiamo rivolgere alcune domande sia al professor Di Silvestro che al professor Caocci per gli ultimi due interventi della mattina. Professor Di Silvestro, mi scusi, allora io più che altro le chiedo un'informazione. Questa conferenza di letteratura femminile tenuta dal Capuana, in che anno, scusi? Non ho sentito. 1907. Esce sulla nuova antologia nel fascicolo del 1° gennaio 1907. La ringrazio. Sempre il microfono. Allora, io penso che tu da anni stai scandagliando al microscopio l'esordio della Deledda che tutti hanno o liquidato o comunque bocciato a partire da lei. Dov'è l'accanimento interessante che c'è evidentemente? E proprio a parer mio anche l'esigenza di guardare cosa lei non solo seleziona per riusarlo, no? Cioè per approvarlo, che è più quello che toglie che quello che mette, diciamo, però è anche proprio quello che seleziona una persona apparentemente non grande toglitrice, diciamo, eliminatrice delle cose, perché sembra più avere una bulimia, diciamo, che un'anoressia. Però ecco, a me pare che questi scandagli così ingranditi e così sottili, ecco, che tu ti impegni a riguardare, guardare e riguardare, sono anche interessanti per capire qual è proprio l'operazione a doppia mandata, spesa, come si dice nel bilancio, no? a spendere, ad avere, ecco, per vedere qual è ciò che lei trattiene e ciò che invece elimina. Questo per me è molto interessante, perché altrimenti sembra che tanto è il materiale di cui noi disponiamo per la Deledda che abbiamo talmente da studiare, da dire di ciò che comunque progredisce con una corrente ampia e, per dirla con Verga, con una grande fiumana di produzione, che si potrebbe pure, invece no. Ecco, trovo molto interessante anche metodologicamente, però è interessante anche che ci dia un'indicazione di quel che ne viene fuori, no? in via di metodo, perché è chiaro, quello che ne viene fuori nella specificità abbiamo tentato di seguirlo. Grazie. Sì, un'ottima osservazione. Per questa ragione l'operazione filologica che mira a valutare le varianti non è stata né in questo caso né in altri, non è stata come nella settimana enigmistica nota le differenze. Cioè, non per caso io ho riportato tutto a una robusta questione culturale che si pone a partire, dicevo, dalla metà dell'Ottocento. Pensiamo all'operazione di Spano, che inizia le ricerche sulla letteratura popolare, insomma, inizia questo approccio antropologico che vincerà per una galassia di ragioni negli anni 90. E immediatamente, ma qui siamo nel contesto della prima prova. Quindi non può mantenere nulla, perché prima di questa prima prova c'è quel baule, cioè quel magma, che in realtà è un baule che abbiamo avuto tutti nella nostra formazione liceale, quando leggevamo un po' Camus, un po' Sartre e un po' Dostoevsky, pensando che fossero nutricamento sempre molto sano e potevano stare insieme nel nostro immaginario letterario. Quindi con Deledda questa fase siamo dentro un immaginario letterario non ancora governato, e anche questa sua coscienza
datazione del vecchiume della letteratura sua contemporanea, che in Sardegna, lo ha detto Piroda, lo ha ricordato appena adesso il collega, in Sardegna aveva un senso anche di ordine politico, un senso molto importante, di ordine pedagogico, ha detto il collega, ma anche di ordine politico. Piroda ha scritto pagine importanti su questo. Quindi in quella stagione, in quell'anno, non poteva tenere nulla. La questione che poni invece è validissima per gli anni immediatamente successivi, quando lei comincia a fare le prime virate. Per esempio è stato citato Fior di Sardegna, che è il momento in cui Grazia Deledda riprende ad ambientare i romanzi in Sardegna, perché Stella d'Oriente è ambientata in Lucania, il romanzo è ambientato in Lucania, Memorie di Fernanda non ne parliamo, è un giro europeo di posti che lei non aveva mai visto. Sceglie la Sardegna nell'ordine, appunto, le considerazioni che ha appena fatto Antonio valgono per Fior di Sardegna, e lui ha citato proprio il brano introduttivo di Fior di Sardegna, quello in cui si rivolge a due pubblici. Ecco, qui vale quello che resta, perché lei dice esplicitamente in quel brano: mi rivolgo ai colti lettori del continente e al pubblico regionale chiedo di avere venia se per caso i fatti narrati assomigliano a quelli, come nei sottotitoli ancora dei film, e sono coincidenze puramente casuali, dentro un impianto di verità, di ricerca della verità, certo non di verismo evidentemente, perché poi l'operazione che si fa all'interno è tutta di tipo sentimentale, c'è una dimensione psicologica, burgettiana in ogni passaggio del testo, ma non c'è la storia. Questo lei, già con Fior di Sardegna, è l'operazione che ha fatto. La storia non c'è, la storia non spiega i fatti profondi, e questo distingue Deledda da una serie di altre personalità. E l'antropologia, lei era in contatto con i giovani antropologi della scuola positiva, quelle meravigliose figure, molto più interessanti di quanto si creda, cioè Niceforo e Orano, l'ex socialista che poi diventa fascista, uno dei padri della campagna antisemita. La inizia praticamente lui con un volume, un socialista positivista. Orano e Niceforo poi, che fa delle operazioni straordinarie, si recensiscono a vicenda. Insomma, questo impianto antropologico lei lo guadagna nel contatto con De Gubernatis, anzitutto, che tutto ciò legittima con riviste autorevolissime, la rivista di tradizioni popolari, per cui Deledda inizia a collaborare. Questa dimensione antropologica è legittimata da questo, poi dalle discipline di impianto positivo, che erano la scienza per buona parte dell'intelligenza peninsulare e insulare. E lì allora certo vale quel discorso, si rivolge a due pubblici e dentro fa un'operazione doppia. Si sentono i canti in sardo, lo zio conosce solo la letteratura sarda in lingua sarda, e la ragazza si istruisce a Sassari e non sa nulla di tutto ciò, ma legge la contessa Lara e si fa chiamare Lara, e dunque sono creature anfibie queste, apposta, come si riteneva lei, con doppia cultura, diciamo così. Sì. C'è una domanda da parte della professoressa Lavinio. Sì, no, meglio il gelato, così non dai le spalle. Grazie, grazie. Io volevo intervenire a proposito delle cose che diceva il professor Di Silvestro, perché mi ha fatto venire in mente un vecchio convegno sui verismi regionali organizzato proprio dalla Fondazione Verga a Catania. E niente, lei ha citato vari autori sardi che potrebbero essere in quella, collocarsi in quella direzione latamente verista. E mi è venuto in mente Baccaredda, perché secondo me è il più verista degli altri. Io sostengo che ci sono delle novelle di Baccaredda che potrebbero stare benissimo
tra le novelle rusticane, se uno non sapesse che si tratta di un autore sardo. Non so se lei le abbia lette e cosa ne pensi. Questo lo dico anche per allargare un pochino qui il discorso in Sardegna rispetto a un autore che è stato ingiustamente dimenticato, perché era una grande promessa letteraria, secondo me, Baccareda, solo che poi si è messo a fare il sindaco perpetuo di Cagliari e quindi Cristina, mi riferisco in ricorderei le particolare pubblicazioni vostre. alla novella La Locusta. E Grazie. riferirei anche per notizia bibliografica il vostro lavoro su nostro- Baccareda, il lavoro di Pirodda, insomma i volumi No, promossi in dal Baccareda Comune sì, di Cagliari. abbiamo curato i volumi per il Comune di Cagliari, tutte le opere letterarie, sono 6 volumi, però appunto questo volume che raccoglie gli atti di quel convegno della Fondazione Verga e secondo me ha circolato poco perché lo trovo raramente citato, eppure è interessantissimo perché appunto attraversa tutte le regioni cercando tracce varie, sia di tipo storico-letterario che linguistico, su testi veristi. Professore? Sì, mi sentite? Sì, sì. Perfetto, allora, no, intanto ringrazio la professoressa Lavinio perché in effetti proprio è la prima, lei ha detto la prima cosa che avrei voluto dire, cioè uno strumento fondamentale proprio per accostarmi ai problemi e alla testualità del sistema letterario sardo è stato proprio la sezione del convegno sui verismi regionali, per cui gli interventi appunto di Giovanni Pirodda e di Cristina Lavinio sono in un perfetto pendant, perché da un lato c'è appunto il problema storico-letterario, dall'altro quello di tipo linguistico e narratologico che lei affronta, e devo dire non ho avuto il tempo poi di accostarmi anche agli altri autori, però mi ha colpito moltissimo e sicuramente approfondirò la lettura di Ottone Baccareda, perché tra l'altro colpisce moltissimo questa non soltanto consonanza cronologica, ma anche proprio questo utilizzo di bozzetto, cioè un circolo. Ecco, forse si potrebbe studiare anche con l'ausilio dei dizionari storici un po' la diffusione secondo ottocentesca di questa parola nei titoli delle opere narrative, che secondo me potrebbe essere una prospettiva estremamente promettente, con i dovuti cortocircuiti nell'ambito anche dell'arte. Per cui assolutamente sì, devo dire che una prospettiva che condivido moltissimo e con cui discuto periodicamente con il collega, con l'amico Dino Manca, è proprio il fatto che ogni letteratura è un sistema linguistico, ecco, fa parte di un sistema linguistico integrato, per cui le varie testualità devono essere messe in cortocircuito tra di loro, per cui mi piace moltissimo il fatto che diceva Cristina Lavinio, cioè che ecco, le novelle di Baccareda potrebbero stare benissimo tra le rusticane, magari al netto della tipologia di narratore. Verga è più radicale ecco, nello spersonalizzare la prospettiva narrativa, però ecco proprio la tipologia del racconto ecco, lo sfondo, il trattamento spazio-temporale, credo che rendano questi testi parte di un bacino, ecco, di un bacino comune di cui forse si dovrebbero studiare meglio i rapporti. Mi permetto di integrare così con una, chiamiamola, informazione bibliografica, proprio con la Fondazione Verga di cui faccio parte, con cui stiamo iniziando un po' a programmare le celebrazioni per il centenario verghiano. Abbiamo in progetto con la professoressa Alfieri, che è presidente dell'edizione nazionale delle opere di Giovanni Verga, accademica della Crusca, siamo all'interno di un progetto che è il vocabolario degli autori veristi, e stiamo adesso proprio facendo un censimento dei vari corpora regionali, in modo tale da dare per ogni regione d'Italia le testualità ecco, più significative. Da questo punto di vista devo dire, ho salutato veramente con grande
con grande piacere il fatto che per esempio in una biblioteca digitale a cui attingiamo molto come Liber si trovino praticamente tutte le raccolte novellistiche e quasi tutti i romanzi, ecco, della Deledda. Sicuramente, ecco, chiederemo aiuto, chiederemo ausilio anche per recuperare le testualità, per così dire, minori, per cui ecco, il nome di Bacaredda sicuramente l'ho appuntato tra i primi che dovranno far parte del corpus per quanto riguarda il versante sardo, ecco, di questo corpus degli autori veristi. Grazie professor Di Silvestro, la ringrazio tantissimo, e allora i lavori per questa mattina si concludono, riprenderanno alle 15:30 in un'altra sede, ricordo a tutti, nella Sa Manifattura, in Viale Regina Margherita 33 alle 15:30, e ci sarà la sezione a cura del professor Antioco Floris che tratterà del cinema e l'universo dell'Ediano. Vi ringrazio. Grazie. Grazie anche alla Presidente di seduta, anche per il rispetto della tempistica splendido. Grazie.